anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro misi intanto vai, insultami, feriscimi, prendimi, muoveremi, non dirà che non mai, che perdi, di sicurezza io pretese non se davvero mi credi di cercarmi non smetterò. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco anche noi a non limitare mai una libertà. Che meraviglia! Eccoli! Fatemi sentire, eccoli! Belli! Bentrovati, come state?
Avete mangiato? Avete bevuto? Così e cos'ha? Vabbè che fa caldo. Devo dire che vi trovo in ottima forma, belli cazzuti, belli forti. Siete pronti per questo viaggio all'interno della musica? Che è il mese mariano, quindi si può parlare. Siete pronti? Ah, lo vedi che quando vuoi sembra il concerto di Madonna. Siete già caldi? Un po' meno, era meglio quando avevo detto prima. Allora, c'è una canzone che si chiama Mentre aspetto. Intanto vorrei facessimo un applauso a questi amici che ogni tanto vedete, questi fantasmini sul palco, sono i nostri amici della TV, facciamo un applauso a loro. Tutti gli amici tecnici che stanno qua intorno. Mazza quanti siamo! Guarda che meraviglia, accendi un po' la lampadina qua. Vai. È accesa. Eccoli! Facciamoci un applauso, facciamocelo. Perché se tanto ce lo fanno da soli, non è che ce lo fanno gli altri. Se stiamo a aspettare quelli a Montecitorio, voglio aspettare applausi. Ma parliamo di musica, per carità. Allora, vorrei farvi una canzone perché è da tanto tempo che noi dovevamo venire ad Alatri, ma come si suole dire, le cose che per tanto tempo, per lungo tempo si agognano. Mi fai, è bravo, un pezzettino che... Ah, vedi, già mi sento più a casa. Le cose che per lungo tempo si agognano, quando si aspettano per lungo tempo, poi quando arrivano finalmente si ha la giusta ricompensa. Quindi per quel che riguarda il nostro sentimento, finalmente siamo approdati ad Alatri con grande entusiasmo e grande piacere, quindi era tempo che dovevamo venire e noi vi dedichiamo questa canzone perché è l'attesa, il pane, è l'attesa, il sale migliore, quello che ci fa vivere le giornate con più intensità, quando si aspetta, quando si agogna qualcosa. Siamo finalmente qui, eccoci. Fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse, in fondo la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto perché ho voglia di vincere, non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Mi mancherà la mia complicità, prima volta l'appoggiato sarò lì cercando di strapparti una risposta, un meraviglioso sì. Ogni amore ha i suoi tagli, ogni storia ha i suoi limiti, resistenze non farò. Anche il rischio di
ovunque sei, mi manchi. Guarda che meraviglia! Mamma mia! Viva, viva Latri! Vai, vai! E chi non batte le mani non arriva domani, vai! Ah, tutti quanti a battere le mani! Sapevo di essere convincente. Grazie, grazie. E poi dice, se io devo toccare gli amuleti, i miei portafortuna, come faccio a battere le mani? Lo so, vabbè, va, ci sono dei bimbi, io preferisco, diciamo, dare un'identità che ormai va controcorrente, perché ormai se non si dice qualche parolaccia, se non si dice qualche strafalcione, qualche turpiloquio, non si è contenti. Io devo dire che voglio invertire questa tendenza, ma non perché faccia parte di un'organizzazione come dire, non lo so, ecclesiastica, soltanto perché forse tutte queste parolacce ci hanno un pochino saturati, bisogna un pochino rimandarle al mittente. Si può anche divertirsi, si può anche essere tranquillamente, come dire, felici anche senza il tuo piropio, o sbaglio? Non è detto che questi signori della televisione ci hanno un pochino abituato, prima una parolaccetta, poi una parolacciona, adesso fanno quello che vogliono. Io voglio, per quello che posso, mandare il mio SMS a tutti quanti per ritornare un pochino sui nostri passi, quelli di qualche tempo fa, un pochino più a dimensione umana.
Eccoli, eccola, torno qua. C'è una canzone che stiamo facendo questa sera per la prima volta, quindi vediamo che cosa esce fuori. C'ho un leggio, come potete vedere, di ultima generazione, è il mio leggio elettronico ed è una canzone che facciamo per la prima volta perché è contenuta nell'ultimo disco del nostro amico Renato, al quale io indirizzerei complessivamente, globalmente, un grande applausone. Che ne sarebbe di noi senza Renato? Di me poi, vabbè, non ne parliamo. Ma questo immenso, ormai l'8° re di Roma, ormai un Renatone nazionale che è amato dalle famiglie, dai piccini, ci vuole un grande applauso, un grande applauso. Ormai è entrato nelle case di tutti, dalla Sicilia fino in Piemonte, come recitava la canzone, ma quando si adopera così tanta benevolenza, quando si opera tanto amore, allora vuol dire che si può entrare nelle case di tutti. E noi questa sera umilmente stiamo cercando di portare in giro questo meraviglioso verbo. Una canzone che mi piace moltissimo, è molto pacata, molto tranquilla, è una canzone che mi ha colpito in particolare, perché soprattutto questi giovanetti, questi ragazzi, come dire, minorenni se vogliamo, ma anche quelli che vanno oltre i 18, 20, 25, 30, perché no? Le statistiche ci parlano di abbandono, di voglia, di passioni. Mi sembra di capire che... Grazie. Mi sembra di capire che questa parola, oramai, sia entrata un pochino in un loop decisamente negativo. Ragazzi che a 25 anni vengono da me e mi dicono: ma tanto oramai a 25 anni, a 18, a 16, sembra che non abbiano più risorse. È compito nostro di andare lì a bussare, a suonare il campanello e fargli cambiare idea. Oramai non esiste finché abbiamo la vita, oramai non esiste. Cogliere pretesti, folgoranti come i miei occhi, con proposte strabilianti, arrivare a farti dire che sono l'unico il più forte, che ho la stoffa del vincente. Ti sembra niente, certo avrei giocato coi silenzi, misurato frasi e gesti, con il tatto e la dolcezza, forse appena una carezza, per confonderti e rapirti e non liberarti più. Che pretendi siamo indecisi, qualche volta stupiti della felicità. Ci impegniamo anima e corpo, servirà chi lo sa. Sorrisi da spendere, capirai, condividi tutto che c'è. Siamo noi, quelli che non sanno
i pianeti e le galassie, l'universo intero piange nel vedere questi umani, mentre perdono i colori, gli entusiasmi, la passione. Non deludermi, ti prego, se vuoi ti leggo, lentamente ci consumiamo in questa folle ricerca, il nome mio scorderai, prendimi complessivamente al prezzo che tu potrai. Oramai, dopo la fiamma, la cenere, non così, non può finire così. Soffierò, spazzerò via questa nube, pregherò per non soffrire per te. Oramai, dammi un motivo per credere, convincimi che vivrò senza di te. Senza di te. Vivo il mio alibi è che vivo, tentazioni e mai la volontà di finirla qua. Vivo dal bicchiere vuoto, bevo, ho venduto al mondo i sogni miei, la mia pelle in mano.
vibro. Vibro. Io vibro. Fallo tu. Coraggio, coraggio. Ma dico, se ti do il femore, tu che mi dai per 2 molari? Facciamo un applauso a Gianni il Sorcino. Qua ci Eccolo qua ci Gianni, divertiamo. ragazzi, fatti vedere. Qua ci divertiamo Ce su la questo. fai? C'ha il fisico. Gianni il Sorcino è il Sorcino numero 1, facciamo guardate che maglietta, è una cosa meravigliosa. Senti il femore, Che mi dai? che li fanno, faccio l'anima sua. Poi fai una cosa un po' più. Aspetta, che volete. Dite che questo è un jukebox vivente, attento non tanto mai. Una canzone. Mamma Rai. Che canzone? Ah, viva la. Senti, sei incazzato. Vai, viva la Rai, vai, viva la Rai. Viva la Rai! Quante donne lavorano solo per noi? Quante donne lavorano solo per noi. L'hai rivisitata. Vai, un'altra. Spiagge. Ha fatto una faccia così. Spiagge immense da desolate, spiagge già vissute, amate poi perdute. Mamma mia! Gianni il Sorcino! Quando mi dimentico le parole, lui è sempre in prima dentro, non ti fa male, è sempre in prima fila a ricordarmi tutte le parole. È un mito, Gianni il Sorcino. Allora dicevamo, io qua ho i miei. C'è una corrente ascensionale. Questa è una cosa alla staglio olio. E vabbè, rimani così, ma che te devo fare? Ok, allora dicevamo, se ti do il pelo, un po' di energia. Se ti do il femore, ok, sembrano preparati. Vai. Prendi questa, muoviti, vai sulla batteria. Vai! Ah! Faccio una tua foto se mai
C'è un piccolo medley che abbiamo messo a punto. Il primo è un brano di nicchia, che Gianni il Sorcino conosce, ma che conosce anche il Sorcino Doc, che questa sera è molto presente. Questo citofono che viene usato sempre di meno, tanto magari ci andrò domani. No, non va bene. Poi abbiamo un'altra canzone che parla di amore, quest'amore così bistrattato. L'hai fatto in macchina, ah, l'hai fatto nel sottoscala, ah, è amore, non c'è nulla di cui vergognarsi. I bambini così nascono e sono molto più brutte queste immagini che derivano dalla televisione, in cui un invasato mette su Facebook il vanto di andare a 190 all'ora in curva. Allora benedetto quest'amore che si fa sotto scala. E poi un'altra canzone importantissima che parla di un'amicizia che non deve mai terminare, che è quella con gli amici della terza età, quelli che hanno i capelli grigi. Aprimi, sono qui, non sorprenderti, la tua luce era accesa ed io non so resisterti. Eccomi a casa tua, ci devi credere, dopo 1000 sorprese tue ci provo anch'io. La mia curiosità non la so frenare mai, è bello coglierti qui nella tua intimità. È tutto quanto come mi aspettavo, tutto profuma di semplicità. Ecco la vita che volevo vivere, ecco il calore che non trovo più. Dimmi per chi sorridi, adesso tenero amore mio. Per chi pagherò con le lacrime anch'io la vita di non essere pronto. Quanta furia di avere di più. Non è vero che c'è sempre tempo. Vivi tu, vivi tu, vivi tu tutto quello che c'è di più bello. Io devo andare, perdonami se Alatri, se ogni tanto per caso mi trovo a passare da te. Al pianoforte il maestro Levi Del Prete, in mezzo seduta qui vicino a me, una sigaretta viene e un'altra va. Nervoso no, soltanto un po', quel tanto che precede i nostri incontri,
e dopo passerà un bacio e tu ritorni tu. E l'auto va negli occhi tuoi, case d'alberi si inseguono ma ci siamo ormai noi due, è il nostro solito rifugio in quell'hotel, due lenzuola stinte e un letto che sono broccati argento. Quando stai con me, qui siamo entrati così, siamo usciti così, come due senza nome. Lenzuola stinte e un letto che sono broccati argento. Quando stai con me. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibile, tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. Non si fanno più miracoli, adesso non dar retta a quelle paure, non toccare quelle pillole, quella suora bel carattere ci sa fare con le anime. Tirare gli occhi miei per vedere ciò che non vedi,
l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare, e poi vederti ridere, e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica istantaneamente un fiore la domenica, e poi silenzi. Silenzi. Non addormentarti, non ancora. Quanto tempo tu cresci? Perché non siano i soldi, non sia il macchinone, non sia il conto in banca che è sceso di qualche centinaio di euro a mistificare, a nasconderci altre soddisfazioni. Perché è vero che forse andiamo in giro con un portafogli un pochino meno ciccione del solito, ma che questo non intacchi, non contamini l'affetto, il sentimento, l'amore, l'amicizia, perché quelli non hanno bisogno di questo, di questa moneta, non ne hanno bisogno. L'amico non ha bisogno di essere ringraziato perché è amico. Due stanno insieme perché vogliono starci, non perché qualcuno li costringe, o almeno così dovrebbe essere. Direi che questa crisi deve essere un pochino esorcizzata. È vero, siamo rimasti con pochi soldi, è vero, è vero, è vero, ma abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo ancora tanti progetti da realizzare. E noi siamo qui, non cambiate canale. E poi di colpo eccomi qua,
facciamolo un applauso. Come si chiama il parroco? Non c'è? Non c'è proprio, non ce l'avete? Don Antonio, Sant'Antonio. Come si chiama? E io non vi capisco. Don Luigi. Ah, un applauso a Don Luigi che si occupa e si preoccupa per queste anime. Com'è, Gagliardo? È forte, eh? Ah, finalmente devo dire che c'è una grande ripresa tramite questo Papa così simpatico che a me mi fa ammazzare. Finalmente qualcuno che è venuto incontro, qualcuno che non se la tira, che si porta la borsa da solo. Bisogna dare l'esempio, bisogna dare l'esempio. Questi immensi personaggi, lui nel suo ambiente, hanno il dovere totale di dare degli esempi. È importante. Io però adesso vorrei ringraziare e far salire qui sul palco, perché tra poco parleremo di amicizia, un assessore che si chiama Carlo Fantini, me lo so pure ricordato. Lo vogliamo chiamare qui sul palco? Illuminatelo intanto, eccolo qui. Vai, vai, vai! Perché poi ci lamentiamo che non fanno le cose, che non ci sono i concerti. E poi quelli che si lamentano, quelli che dice ma tanto questi si fregano i soldi, invece di fare le cose per noi, per alatri, sono quelli che stanno a casa. E domani quando li incontrate, io ho esordito nel concerto dicendo che non dico parolacce, però una fatemela di. Domani quando incontrate questi, come dire, detrattori, diteglielo, ti sei perso una serata, vatta a piangere il culo. Non intendevo, è proprio una parolaccia, l'unica parolaccia che ho detto proprio in sua presenza. Io devo dire che secondo me loro sono i missionari di questa società, perché loro hanno questa facoltà di poter portare alle persone, non dico Daniele Sinasce, ma altri spettacoli, altre possibilità, perché la scuola di musica di Marco Ceci, eccolo lì, inquadriamolo, immenso, ma dopo lo presenteremo con più cura. La scuola di musica, le scuole in generale sono l'antidoto migliore contro la droga. Fanculo la droga! La scuola è il miglior antidoto per tenere questi ragazzi al riparo di ambienti malsani e di possibilità che non gli appartengono. Ma voglio lasciare la parola a lui perché sono certo che vorrà parlarvi e ringraziarvi di persona. Intanto grazie a Daniele. È difficile prendere la parola dopo una persona così capace, così carismatica come Daniele, e dopo quello che ci ha detto e ci ha trasmesso non solo con il canto ma con i suoi messaggi che abbiamo apprezzato davvero tanto. Grazie. Io, per non togliere spazio allo spettacolo che è davvero bellissimo, davvero bellissimo, voglio semplicemente ringraziarvi per aver accolto questo spettacolo con questo affetto, con questo calore, e vi invito a seguire la programmazione che è fatta non fine a se stessa, come anche Daniele Sinasce ha voluto precisare, una programmazione fatta per la città, perché la città possa goderne e possa rinascere e possa vivere insieme. Un ringraziamento a Marco Ceci e alla sua scuola Espressione Musica, che ci ha consentito di realizzare questi 2 giorni, un sabato sera dedicato ai giovani di Alatri che si sono esibiti su questo palco.
E questa domenica sera invece è più impegnativa, dedicata a tutti noi, nella quale possiamo apprezzare uno spettacolo vero e che vedo che stiamo gradendo tutti insieme. Mi fermo qui, grazie ancora, buona serata, buon proseguimento per lo spettacolo continua, grazie a Daniele, al suo complesso e ai suoi maestri che sono veramente bravissimi, grazie a tutti, buona serata, buona estate che sembra finalmente sia arrivata, grazie. Avete visto? Non è vero che tutte le persone sono uguali, non è vero, queste cose le dicono i perdenti. Tanti ancora ringraziamenti a lui. Si sono inventati questa 2 giorni meravigliosa. A questo proposito io vorrei farvi questa canzone che è dedicata forse al sentimento che meno risente del tempo, che meno risente degli attacchi, che è quello dell'amicizia. Le donne vanno e vengono, si sa, i maschietti pure. Le amicizie, quando non sono interessate, quando non c'è il portafogli di mezzo, possono durare per sempre. Ecco l'amicizia. E di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia, a una fotografia. Questa nostra irreversibile grandi, chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai inizi suoi. Io e te lo stesso, io e te. E vai, se
ritratto ormai, e una ragazza pure che arrossivi se la donna andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di io e te lo stesso. Eccoli, eccoli. E vai, se stai lì da solo, in due, più azzurro e amico e bello. È quello che non passa mentre tutto va. Amico, il pubblico amico e chi resisterà? Chi resisterà? Chi di noi? Chi di noi? Chi di noi resisterà? Grazie! Che meraviglia! Che bello! Che meraviglia! Grazie. La mia famiglia, eccoli. Alla chitarra elettrica, Riccardo Agnello. From Terni. Da Napoli, il maestro Lenny Del Prete. Anche lui è maestro, From... com'era? Senigallia. Palermo. Com'era? Dove c'è la bevanda? Com'è? Lo zipipo? No? Come si chiama quella bevanda siciliana? La? Marsala! From Marsala? Vito Sardo! Ma uno si può chiamare sardo e siciliano, vabbè, ma comunque sono cose che capitano. Mi fai un rullo? Occhio di bue! From Alatri, ladies and gentlemen, Marco Cesci. Finalmente è ora che la gente sappia che quando si incontra per strada gente così bislacca come noi, guardate che facce che ci abbiamo, può anche essere che siamo persone per bene, perché la musica è impegno, è sacrificio,
è stare sui libri quando gli amici vanno al mare, e stare sul pentagramma anche quando le femminucce ci chiamano al telefono. Questo qualche tempo fa. Ormai sono bravi e quindi non hanno più bisogno di sacrificio, non c'è manco più bisogno. Comunque va bene. Allora io intanto mi bevo un goccio d'acqua. Allora io presento sempre questa canzone. Vai, è partito un tiepido applauso. Io c'è una canzone che mi piace fare con questo mio leggio elettronico. È un leggio all'antica, ma ha così tante idee dentro che è una canzone dedicata alle femminucce. Illuminiamo la sala, perché le femminucce sono il vero motore di questa vita. Noi che faremo senza le femminucce? Noi maschietti ci illudiamo. Questo non è un applauso, questo è un applauso mediocre. Vai! Ah, anche i maschietti, ma soprattutto i maschietti. Ma andiamo noi. In tasca a noi lo stipendio durerebbe dalle 36 alle 72 ore. E ridiamo, Le femminucce sanno come prenderci, sanno come amministrarci. Ci basta un telecomando, un pacchetto di popcorn, qualche partita, qualche piccola illusione, perché noi maschietti ci illudiamo, chi è che decide dove si va in vacanza a 2 giorni dalla decisione presa anni prima? Chi è che decide le mattonelle al bagno? Vedi come dite la signora? Ma come? Cara, avevamo deciso quelle di Armani, quelle con piedi pull, erano carine, erano abbastanza discrete. Sì, vabbè, ma non c'erano più. Hanno messo quella dello Kitty. Che cos'è? È arrivata la multa? Daniele Si Nasce Official, quindi ricordano di fare pubblicità. Io non sono capace, cioè abbiamo i CD, sono 3 anni che ho i CD, perché io non sono un grande venditore di me stesso. E abbiamo Facebook, Daniele Si Nasce Official, perché mi piace, è vero che questo è un discorso serio, non come sta lì queste cavolate di Facebook. Allora io, queste femminucce che hanno tanto da dire. Ora vi faccio una domanda al trabocchetto. Qual è stata, ai maschietti, qual è stata l'ultima volta che avete portato la vostra dama al ristorante a lume di candela? L'altro millennio. E non va bene. Perché poi queste femminucce si stancano. Mica sono fregnone come noi. Noi quando lasciamo rientriamo altre 6.000 volte. Le femminucce quando lasciano, buonanotte, meglio intervenire prima. È meglio prevenire che curare. Diamo più spazio a queste femminucce. Non c'è una qualche partita di calcetto, perché poi queste femminucce si organizzano. Meglio portarle al ristorante. Vai!
casa, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, una tenerezza il telefono mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi trovi, evviva le femminucce. Idraulico camera, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa, dai ne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscire, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali che un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani, sono pronto a fermarmi qui, se il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai. Mi alzi, mi alzi. Magari. Grazie! Mo abbiamo certe canzoni, abbiamo il carrozzone, abbiamo il triangolone. Grazie! Non ve ce mando a casa io, non ve ce mando. Allora, questo carrozzone, vabbè, posso fare carrozzone? Ok. Me l'ha chiesta un signore là, che spero che sia ancora presente da quelle parti là. E c'è una versione che noi abbiamo, perdonatemi, anzi, io sono l'artefice di questa cosa. Ho pensato che una canzone come il carrozzone, così come era stata arrangiata e fatta nel 1979, credo che sarebbe stato impossibile
ripeterla, emularla. Allora è stata l'unica canzone che ho pensato di rielaborare, una canzone un po' sincopata, un po' vai e vieni. La canzone è sempre carrozzone, ma gli abbiamo dato un vestito diverso, un ardimento che spero apprezzerete. Il carrozzone. Aspetta. Il carrozzone. Diciamo che possiamo fare un pochino meglio. Il Divino Amore è lontano. Vediamo che cosa siete in grado di fare. Il carrozzone, con le regine, i suoi fanti, i suoi re, ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi una alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca il doppio petto blu. Una mattina sei sceso anche tu. Bella, un fiore al cielo, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Proprio sul meglio. Che belli. E il carrozzone riprende la via, faccia toccati di malinconia. Tempo per piangere, no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Bella, un fiore al cielo, la fatica povertà, i nostri sogni, la fantasia. Ridevi forte e la paura era allegria. E t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio con le regine, con i suoi re. Il carrozzone va avanti.
ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima, l'inverno passerà, fra noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge.
anche la mia famiglia. Eccomi! Grazie a fare il gioco fisico poi. Io vorrei farvi una canzone, l'avevamo messa a un certo punto ma io la voglio fare adesso, che è questa. Mi vado a mettere una cosa comoda, ma aspettate 20 secondi, ma una cosa che c'ho caldo, capito? Mi voglio mettere un attimo un po' comodo. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino c'è e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura. Avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quando
non si rende conto di quante fortune abbiamo. Ancora abbiamo qualche piccolo spiccio da investire, abbiamo ancora qualche vacanza da farci, ancora qualche soldino nel cellulare, eppure ci lamentiamo sempre. Per ricominciare, per andare avanti, per far uscire questi nostri figli da questo zozzume, bisogna prima farceli credere. E se non siamo convinti noi, come facciamo? Io una cosa la so, che ci riuscirò. È una promessa. Siamo tutti bravi ad andare in giro a dire guarda, non ce la faccio più, quello ha chiuso, quell'altro non gli danno lo stipendio. Bisogna un pochino sovvertire, come si fa con la frittata, bisogna girarla sta frittata, ma è facile buttarsi giù, bisogna adoperarsi, bisogna impegnarsi, bisogna iniziare dal basso. I progetti troppo ambiziosi spesso a metà si fermano perché manca lo spirito, manca la longevità, la lungimiranza, vedere alla fine del tunnel questa luce. Forse bisogna fare dei tunnel un pochino più corti invece di iniziare da quelli troppo lunghi, perché se non vediamo la luce alla fine ci possiamo demoralizzare. Qualche progetto più piccolo che parte dal basso, non gesti di megalomania. Io vorrei fare una domanda, e non perché lui è un grandissimo insegnante e fa la cosa più bella che esiste al mondo, ma avere una scuola. Io voglio fare una domanda a Marco Ceci: la soddisfazione o l'idea o l'aggettivo che si può trovare avere una scuola, una sola parola, la soddisfazione, questa parola che è uscita dai nostri vocabolari, la soddisfazione. E la soddisfazione non la portano i macchinoni che dopo una settimana, un mese ce ne siamo già rotti le scatole, o la televisione che dopo 3 mesi è uscito il nuovo modello e siamo pure arrabbiati perché è uscito quello nuovo. Far crescere questi ragazzi, vederli crescere, vederli che abbracciano uno strumento e che riescono a camminare, ad andare in giro a loro volta a dire mi stai sbagliando, c'è ancora tanta strada da fare. È così. Grazie. Dai! Ma ci sta? Aspetta. Ho fatto questa presentazione, mi era venuta pure bene. Allora, ma come sta qua? Che figuraccia. Allora, questa no. Quando sta? Un attimo di pazienza, Allora, questa no. A braccia aperte non la dobbiamo fare. Così una cosa non la dobbiamo fare. Così una cosa. Da qualche parte sta. Ma l'abbiamo fatta. Che furbo! E fanno gli scherzi.
Io lo so chi è che mi fa gli scherzi. Vorrei ringraziare il mio road manager, Angelo Scandurra, che sta da qualche parte, che mi fa gli scherzi. Vorrei ringraziare The Max al mixer. Ok, adesso sì. A cercarmi nei tuoi occhi, delicati come fiocchi, che di neve il vento ha portato qui, stella di passaggio ad illuminare questo viaggio che facile non è, pieno di speranze arrese e lunghe attese, ma la vita che mi aspetta non mi fa paura, il domani che mi aspetta non mi fa paura, c'è una forza che fa superare ogni barriera, così intensa e dura come una preghiera, è la vita che mi aspetta e non mi fa paura. E non c'è un perché, molto spesso non c'è un senso, in balia di questo immenso, come dei granelli trascinati qui, gocce di rugiada, rosa che non sarà mai una spada, mai, noi sospesi in volo, qua giù lasciamo appesi, sogni indifesi, ma la vita che mi aspetta non mi fa paura, il domani che mi aspetta non mi fa paura, c'è una forza che fa superare ogni barriera, così intensa e dura come una preghiera, è la vita che mi aspetta e non mi fa paura. Ogni giorno è un po' rinascere, tornare a vivere con te. Ogni giorno è una scommessa da non perdere. Ogni fiore che c'era come una porta fuori dal mio cuore alle dita, e mi insegni che non è mai finita nella sfida con la vita, ma la vita che mi aspetta non mi fa paura. Una forza che fa superare ogni barriera, così intensa e dura come una preghiera, è la vita che mi aspetta e non mi fa paura. Non mi fa paura. Angelo! Questo è l'ultimo. Passate qua. Aspetta, facciamo uscire.
sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu una sposa, mentre fuori dalla finestra senza in volo soltanto la bolla, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo punto, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi suoni resteranno per sempre. Vai! I migliori anni. I migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà
ali.